sono quei lavoratori di altri tempi che spesso si dimenticano quando sono le vacanze, spesso si dimenticano quando possono avere un momento di libertà e dedicano la loro vita al lavoro, ma a un lavoro in prospettiva per la famiglia, perché questa era un'azienda familiare e quindi lui lo faceva soprattutto per i suoi figli e quindi quando succede questo fa ancora più male. Un'intera vita dedicata all'azienda agricola e di allevamento di famiglia a Brugine, spazzata via in un drammatico incidente. È una tragedia nella tragedia, quella avvenuta in via Ardoneghe 47. Erano circa le 17 quando, secondo le prime ricostruzioni, Flavio Beltramina è stato travolto e ucciso da un trattore condotto dal figlio, impegnato nelle operazioni di carico e scarico di cereali. Il 75enne è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del SUEM 118 che l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova. Troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Flavio è morto la sera stessa. Il 75enne, titolare dell'azienda e vedovo da diversi anni, lascia ora 3 figli, Luca, Diego e Loris. Al lavoro anche i carabinieri di Agna e i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'area e il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro per tutti i rilievi del caso. Quella di Brugine è una comunità spezzata dal dolore dove Flavio era conosciuto e apprezzato. Oggi piangiamo un nostro amico, poteva essere il nostro padre, che dedicava la sua vita al lavoro, alla terra, ai campi, che sono i valori più importanti della nostra comunità, e a piangerlo è soprattutto tutta una famiglia e un figlio che senza volerlo ha compiuto un gesto che purtroppo fa male a tutti noi, fa male a tutti noi, è una tragedia immensa. Come amministrazione, ma come intera cittadinanza, siamo vicini ai 3 figli, Luca, Loris e Diego, e ci stringiamo in un forte abbraccio perché in questo momento sicuramente hanno bisogno del nostro amore e della nostra vicinanza, soprattutto quando viene a mancare un papà che ha dedicato la propria vita all'azienda. Risale a poco più di 2 settimane fa a Due Carrari un'altra vittima sul lavoro, Florian Cani, 27enne residente a Gemona del Friuli, travolto da un palo delle telecomunicazioni mentre era a lavoro su un cavalcavia. Il giovane era morto 4 giorni dopo all'ospedale di Padova. Una lista nera della quale sembra non esserci una fine, se da un lato sindacati e istituzioni continuano a chiedere più investimenti in prevenzione e sicurezza, dall'altro il numero delle vittime continua a salire.